Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Non si nasce, si diventa. Abbiamo ospite da Nuoro una cara amica, Maria Grazia Grosso. Ciao! Ciao a tutti, ciao Monia e ciao PJ. E poi in collegamento telefonico la nostra Moniuccia. Moniuccia? Ci sono! Ciao a tutti! Ciao Maria Grazia! Allora, Ciao. carissimi amici, come sempre io la prima domanda che faccio è carta bianca alla nostra ospite, quindi Maria Grazia, sentiti libera di presentarti a parole tue, vai. Allora, intanto volevo ringraziare sia PJ che Monia dell'opportunità comunque di fare questa intervista e questa puntata e poi mi presento. Io sono un'insegnante, insegno alle scuole superiori, al liceo scientifico qua della mia città di Nuoro, insegno scienze e ho però la passione della scrittura, quindi amo scrivere storie ed è appunto diciamo che è quello che adesso, oggi come oggi, mi ha portato a contattare, a essere contattata o a sentirci, a trovarci con PJ proprio in una situazione di, come dire, di quella che è la mia passione e quindi di quella che è la mia, quella che potrei definire il mio sfogo creativo, diciamo così. Ecco, e quindi Maria Grazia si presenta come autrice. Tu hai scritto il tuo primo libro, giusto? Sì, esatto, io ho scritto il mio primo libro, il mio primo romanzo, ho scritto svariati anche racconti, eccetera, però questo è proprio il mio primo, la mia prima storia lunga, mettiamola così. È l'esito anche di vari corsi di scrittura creativa che ho fatto, che ho frequentato, perché comunque non è semplicissimo scrivere un romanzo, insomma, soprattutto per chi come me non aveva neanche non ha una cultura universitaria di tipo umanistico. Io vengo da una cultura universitaria più di tipo scientifico, per cui è stato, diciamo, mi sono dovuta proprio mettere a studiare per cercare di capire come funzionava una storia, quali sono i meccanismi che stanno dietro le storie. E questo sì, è il mio primo romanzo e appunto Come si intitola intanto? il mio primo romanzo si intitola Torniamocene a casa. Torniamocene a casa, bellissimo. Solo un attimo, Monia, come titolo ti incuriosisce? Moltissimo, moltissimo, perché il solo titolo già apre mille ipotesi, mille storie, mille perché ti sei allontanata, perché torni a casa. E la motivazione di tutto questo, quindi io sono già curiosissima. E infatti adesso chiediamo a Maria Grazia di anticiparci qualcosa, perché in realtà, carissimi spettatori, dovete sapere che una delle cose che mi ha incuriosito di più di questa prima avventura, perché ogni volta che si porta alla luce un prodotto artistico, creativo, è una gran bella avventura, vero Maria Grazia? In realtà lei ha scelto un percorso molto particolare che riguarda proprio già la scelta, diciamo così, riguardante l'editoria dello stesso. Esatto, sì. Infatti io ho scelto comunque di rivolgermi a quello che è il meccanismo diciamo del crowdfunding. Quindi esiste appunto in Italia una casa editrice che si chiama Book a Book e che appunto dà l'opportunità a chi ha un prodotto editoriale che spazia anche non solo che non tratta solo di narrativa, ma possono essere anche saggi o diciamo altre, tutta una serie di generi che si
possono normalmente trovare in libreria, dà l'opportunità di sottoporre la propria opera, diciamo così, al giudizio o al gradimento dei lettori, e i lettori decidono se questo libro, quindi questo prodotto editoriale, vedrà o meno la luce, diciamo così. Quindi verrà pubblicato, verrà poi, anzi prima di essere pubblicato, Book garantisce un editing professionale, che per me era la cosa fondamentale in questo percorso, perché comunque per me la prima cosa è il rispetto dei lettori. Qualunque cosa io mandi in giro, diciamo così, è nelle mani dei lettori, per me comunque, almeno dal mio punto di vista e dal punto di vista professionale, deve essere quantomeno dignitoso, proprio dal punto di vista dell'editing, della struttura, dell'assenza di refusi e cose di questo tipo. Per cui per me l'editing professionale era un passo obbligato, e loro me lo garantivano previa appunto un'attestazione di fiducia da parte dei lettori, che quindi hanno dimostrato questa fiducia, mi hanno dimostrato questa fiducia preordinando 200 copie appunto del libro, e quindi adesso intraprenderò questo cammino, che sarà appunto prima l'editing, poi la pubblicazione, anzi il progetto grafico, poi la pubblicazione e la distribuzione in tutte le librerie, appunto sotto l'effigie della casa editrice Book. Quindi allora questo percorso qua, Monia, come hai potuto ascoltare, in realtà è leggermente inverso dal percorso che normalmente si fa. Certo, è vero. Guarda com'è bello sentire nuovi sistemi, nuovi meccanismi, non so come, strategie di distribuzione, di vendita. A questo punto indubbiamente non va avanti, non vende chi ha già un nome, ma ipoteticamente chi ha una bella storia da raccontare. Sì, praticamente il senso è questo, giusto Maria Grazia? Esattamente, sì, Simone ha centrato in pieno il punto, nel senso che in effetti non devi avere già, nonostante ci siano molti autori anche abbastanza affermati che ricorrono comunque al crowdfunding attualmente, perché è una tipologia di meccanismo che sta piacendo, però in ogni caso è vero, non devi avere già un nome, non devi avere dei protettori alle spalle, diciamolo senza vergogna, diciamo, perché molto spesso è la cosa nel bene o nel male, non critico niente nessuno, però succede. E l'unica cosa che devi avere è vero, una bella storia, perché comunque in questa casa editrice non prendono tutti e non sottopongono tutte le storie al crowdfunding, c'è prima una selezione qualitativa, per cui la storia viene analizzata e viene valutata positivamente o meno rispetto a una sua validità dal punto di vista appunto sia strutturale che dell'impatto, che dell'eventuale potenza che può avere la storia, eccetera. Quindi comunque c'è una selezione preventiva. Una cosa importante è che per chi è un proto esordiente, come io mi amo definire appunto come me, questa strada non implica nessuna spesa, cioè io non ho speso un centesimo per portare alla pubblicazione il mio libro. Normalmente le strade possono essere diverse, no? Nell'editoria, insomma, forse anche voi lo sapete meglio di me probabilmente, quindi ci può essere sia la strada, per carità, che porta poi alle major, quindi alle case editrici di un certo livello, ma anche alle medie case editrici, che però prevede un passaggio obbligato tramite un editing preventivo professionale che giustamente va pagato e va retribuito, perché gli editor sia freelance che no fanno un lavoro anche abbastanza complesso e faticoso, e quindi vanno retribuiti, oppure sono le case editrici a pagamento, che invece banalmente pubblicano qualunque cosa gli arrivi nella casella di posta elettronica, se in quel momento hanno bisogno di liquidità, è brutto dirlo, ma insomma è quello che spesso succede. Poi è una scelta liberissima dell'autore a chi affidarsi, io non
non ho nessun tipo di remore, nessun tipo di metodo, nessun tipo di strada. Però per me in quel momento è stata la scelta più adatta. Sai, io sto pensando anche magari ai più giovani che hanno voglia di scrivere il loro primo libro e che Esatto. non hanno magari una liquidità, quindi quelle 2000 euro e passa da investire per acquistare le copie e via di seguito. E quindi magari hanno anche difficoltà a farsi ascoltare dalle grosse case editrici, perché un po' come nel cinema, la vera difficoltà molte volte è farsi leggere la sceneggiatura, quindi nel vostro caso è farsi leggere appunto la bozza del libro, la propria opera, e quindi allora molte persone ripiegano con l'investimento economico, che in realtà non ti garantisce praticamente quasi nulla da un punto di vista del risultato. Mentre io trovo molto interessante questo percorso che hai scelto tu, perché anche è inverso, cioè tu hai deciso: io ho scritto un'opera, la sottopongo, se quest'opera è selezionata come è stata da Book a Book, va avanti, viene fatto un crowdfunding, quindi una campagna per la raccolta, per l'acquisto preventivo di quelli che sono le 200 copie, che sono il minimo. Dopodiché cosa succede? Si stampa, si va in stampa, quindi il libro prende forma e da quel momento in poi inizia tutta la distribuzione come dovrebbe essere, senza spendere un centesimo. E questa cosa qua io trovo che sia molto etica, la trovo anche decisamente professionale, sempre nel rispetto anche, ti dico, dell'autore e dei sogni, perché io penso che ognuno di noi abbia iniziato da un punto, da un qualcosa, e quindi c'è sempre l'opera prima che, come dire, se da un lato per quello che riguarda il cinema l'opera prima può essere interessante ma rappresenta un rischio per la produzione, in realtà senza opere prime non c'è anche un rinnovamento di quello che è il panorama sia editoriale che cinematografico. Monia, tu cosa ne pensi? Sono assolutamente d'accordo con questo, nel senso che opere prime alle volte anche un po' controcorrente alimentano la scoperta reale, far emergere nuove realtà, nuove situazioni, nuovi pensieri, ed è fondamentale, altrimenti sono tutte, tra virgolette, libri già letti o film già visti, ok? Perché ci si basa solo su una certa tipologia. Le opere prime ti permettono anche questo, di cambiare, di lanciare qualcosa di nuovo, di fresco, di diverso, e quindi io sono assolutamente d'accordo. Poi sai benissimo che io sono assolutamente d'accordo sui nuovi sistemi, qualunque esso sia, bisogna provare qualcosa di nuovo, nuovi percorsi. Sì, bello, molto bello. anche per diversificare, per dare nuove opportunità. Maria Grazia, mi incuriosisce una cosa. Io sono molto curiosa di capire adesso a che livello sei arrivata. Allora, come crowdfunding? Sì. Ok, allora sì, ho superato quindi le 200 copie, ma l'ho superato giusto da un paio di giorni, quindi adesso sono a 202 se non ricordo male. La casa editrice mette degli altri obiettivi, quindi chi vuole può ancora preordinare fino alla fine di settembre, ha l'opportunità di sostenere il progetto, che poi alla fine è un progetto editoriale, e contemporaneamente anche di comprare il libro, perché chi sostiene non sostiene gratuitamente, ma quando ormai il libro verrà pubblicato, per cui chi sostiene riceverà per forza il libro, sia in formato ebook che cartaceo. Sono arrivata a 202 copie, per cui insomma almeno arrivare al primo successivo obiettivo, che è 250, ce la possiamo fare, credo, insomma. Senti, come si può fare per preordinare? Allora, per preordinare bisogna andare sul sito di Book a Book, si cerca, si trova immediatamente, e cercare il titolo nella barra di ricerca Torniamocene a casa. Lì ci sarà la barretta che indica il preordine,
e poi chiede i dati, insomma, le solite modalità di acquisto online, nulla di diverso, nulla di particolare. Quindi quando viene stampato noi lo riceveremo a casa. Esattamente, l'uscita del libro è prevista per febbraio del 2021. Benissimo. Quindi io adesso infatti ho già ricevuto il primo contatto con la casa editrice che mi indicava il fatto che dovevo mandare la bozza definitiva e quindi poi a breve dovrei iniziare quel percorso di editing. Allora, io sono, ovviamente curiosissima di scoprire e di leggere il tuo libro. Ci vuoi anticipare qualcosina? Sì, va bene, cerchiamo, perché è un libro un po' particolare perché si fa in fretta a rivelare cose che non dovrebbero essere rivelate, però qualcosina sicuramente si può dire. Allora, è una storia è una storia fantastica, è stata definita per, come dire, incasellarla nei generi letterari abbastanza vicina al realismo magico, perché è una storia che si svolge praticamente quasi ai giorni nostri, però c'è un elemento fantastico molto forte, che è un elemento magico molto forte. Si svolge a Nuoro, le protagoniste sono due donne, una donna molto anziana e una donna invece abbastanza giovane, che entrano in contatto tra di loro per una parentela acquisita. In realtà appunto grazie a questo elemento magico scopriranno di avere in comune molto di più di quello che sembra. Diciamo che non voglio dire altro. Non dire niente di più. È una sorpresa finale, ma la cosa che mi interessa molto di questo libro è, a prescindere diciamo dalla trama, è il fatto che è un libro che comunque tratta di quella che è la cura tra donne, io vorrei ho dato molta importanza in questo libro al rapporto proprio tra le donne delle famiglie, quindi tra madri, figlie, sorelle, eccetera. Questo è diciamo il tema predominante. Poi non so se avete No, è interessante anche perché noi con Non si nasce si diventa diamo spazio alle donne che creano, alle donne che lavorano, libere professioniste, imprenditrici, mamme, ma anche no, e ci piacciono molto le storie dove al centro ci sono le protagoniste, sono le donne naturalmente, perché sì. Tra le altre cose una delle diciamo così, delle osservazioni che emergono sempre nei nostri film e meeting Mamme fuori mercato, quando ci relazioniamo per esempio anche con artiste, persone che comunque lavorano nei vari settori artistici, è che anche dal punto di vista della parola scritta, per esempio nelle sceneggiature, i protagonisti sono quasi sempre uomini. Poche volte sono protagoniste al 100% le donne, e quindi questa cosa qua, in realtà parlare di donne, parlare dell'emisfero femminile è veramente importante, molto importante. Monia, sei rimasta incuriosita da questa breve sinossi? Non solo sono incuriosita, ma ahimè, ognuno di noi abbiamo il nostro debole, ok? Io già lo vedevo nelle immagini di un film. Questa cosa fantastica, io già stavo viaggiando con la mente, quindi non vedo l'ora che esca, anche io lo prenoto subito, perché chissà mai che non ci vengano delle idee, DJ? Certo, perché le idee vengono anche leggendo, assolutamente, leggendo e apprendendo cose nuove. La parte della magia, poi Maria Grazia Nuorese, noi la sentiamo anche viva, vero? Sì, abbastanza. Credo che questa mia, come dire, passione proprio per il fantastico, perché tutto quello che io scrivo comunque alla fine ha un forte elemento fantastico, derivi proprio dal posto dove sono nata. Poi non ci sono vissuta per tanto tempo qui a Nuoro, ho vissuto a Cagliari per 16 anni. Adesso però sono tornata qua. Anche questa è una cosa molto particolare del mio libro, è una cosa stranissima, perché io ho scritto questo libro, almeno ho iniziato, quindi l'idea mi è venuta almeno 3-4 anni fa.
quando io non avevo l'assoluta intenzione di tornare a Nuoro, nessunissima intenzione, ma neanche nell'anticamera del cervello, perché lavoravo lì, eccetera. Poi sono successe delle cose che paradossalmente in certi versi sono anche vicine a quelle che sono successe nel libro, e poi è successo che sono tornata a casa e il libro si intitola Torniamocene a casa. Il libro si intitolava così già da prima, quindi queste cose magiche che succedono in questi posti, non si sa mai, bisogna sempre ogni volta che apri una porta energetica succede qualche cosa. Succede qualche cosa. Io sono scienziata, però sono assolutamente scetica, gioco molto con queste cose, appunto. Però comunque è divertente anche pensare a queste strane coincidenze che a volte accadono. Ed è divertente scriverci anche sulle coincidenze. Io sono sempre convinta invece che la scienza e la magia camminino a fianco. Senza, sì, magari razionalmente lo scienziato tende un attimino a mettere i puntini sulle i, perché vuole dimostrare numericamente che una cosa è vera. Esatto. Però in realtà ci sono tante cose che sono dimostrabili a livello empatico, ma non a livello numerico, almeno in questo momento, diciamo, di questa evoluzione qui, su questo piano, mettiamola in questa maniera. Allora, Maria Grazia. Di certo, care le mie belle donnine, voi due venite da una città, da una terra, ma soprattutto da una città che di letteratura ne sa qualcosa, quindi ce l'avete nel DNA. Beh, Nuoro è una città che sicuramente è molto molto vicina alla cultura. A te ti ha influenzato il luogo dove sei nata, Maria Grazia? Sì, perché è impossibile che non sia così, anche perché si respira. Io da piccola, ho sempre avuto la passione per i libri, da piccola, ho sempre frequentato la mitica biblioteca Sebastiano Satta, alla quale io sono molto molto legata. Saluto tutti, la nostra cara biblioteca. Sempre frequentata, continuo ancora oggi a frequentarla. E quindi sì, mi ha per forza influenzata. Quando tu cammini per strada e comunque passi sotto la casa, vicino alla casa di Grazia Deledda o sotto la casa di Ciusa, o comunque è una città dove comunque si continuano a fare molte presentazioni di libri. Abbiamo Marcello Fois, che insomma è una sorta di... È un grandissimo. Esatto, un grandissimo. E quindi insomma è difficile non esserne influenzata, però è anche vero che ne sei anche un po', oltre ad essere influenzata, ne sei anche un po' messa in soggezione da tutta questa, come dire, quantità di cultura, e quasi quasi hai paura spesso di alzare un po' la testa e dire che io ho fatto una cosina. Beh, però io devo dire una cosa, sì, magari si ha un po' paura, però è una città che risponde molto meglio di altre, infatti non a caso tu sei riuscita ad ottenere... È una personale quella, sì. Non dipende dalla città, dipende da me. Sì, però per incoraggiarti ti voglio dire anche che il fatto che tu hai raggiunto il tuo primo goal è anche un segnale di attenzione che c'è viva nei confronti della scrittura e del libro. Poi ovviamente ogni volta che ci si mette in gioco, come dire, è anche quella un po' la forza, la crescita, ti metti in gioco e quindi cresci attraverso il parere delle altre persone, quindi questo è molto bello. Assolutamente, questo è fondamentale, certo. Allora ragazze, io voglio dire una cosa. La prima cosa, Maria Grazia, è che metteremo sotto il video il link per tutte le persone che hanno piacere di preordinare il tuo libro, perché sostenere le nuove formule, le nuove new entry, mettiamole così, è molto molto importante, perché bisogna aprirsi alle novità per poter anche valutare, perché no, e quindi è uno scambio molto molto interessante. Metteremo sotto il video questa cosa qua. E poi Monia, devo dire che noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Io sono particolarmente felice, Maria Grazia, perché questa è l'ultima puntata della prima serie di Non si nasce si diventa.
Quindi abbiamo girato quindi questa tua puntata che è una bella chiusura. Riprenderemo con le nuove puntate da ottobre in poi, quindi tutte le persone che hanno piacere, tutte le donne che hanno piacere di essere intervistate, che hanno qualcosa da raccontare, possono mandarci un'email, ma ce lo racconta meglio Monia. Sì, certo, accidenti, è già finita, come sempre, continuo a dirlo perché mi incanto dietro le storie di tutte le nostre ospiti. E appunto noi continuiamo questo percorso e ci daremo una rinnovata, quindi ogni candidata che desidera raccontarsi basta inviare una mail a mocacasting@gmail.com. E poi ricordatevi sempre che comunque le puntate sono online sul canale YouTube di Yanas TV, è sufficiente cliccare il pulsantino rosso e la campanella per iscrivervi al canale, perché noi adesso abbiamo ripreso i nostri eventi live, quindi Maria Grazia ci vedremo nuovamente a settembre. Tu hai già visto il nostro film Mamme fuori mercato, ma mi farebbe piacere insomma rivederti così per un caffettino. Assolutamente. Noi a settembre riprenderemo il tour in Sardegna, che è stato sostenuto dalla Fondazione Banco di Sardegna, che abbiamo dovuto, causa Covid ovviamente, mettere in pausa, altrimenti si sarebbe fatto nel mese di maggio. E quindi noi adesso ci occuperemo di questa cosa qua, un po' degli eventi live finché sarà possibile. Non si nasce, si diventa, continua perciò ad esserci online. Ti iscrivi al gruppo di Non si nasce, si diventa, mi sembra che l'hai già fatto, vero Maria Grazia? Sì, sono ecco, iscritta. lì puoi scrivere i tuoi post tranquillamente per promuovere il tuo libro, perché stanno aumentando le nostre amiche che si stanno iscrivendo al gruppo, quindi è una cosa in più, perché bisogna imparare a fare rete, anche questa poi ha a che fare con la sorellanza della quale poi tu parli nel libro. Certo, bisogna aiutarsi, aiutare la creatività soprattutto, per me è importante. Le donne secondo me è un'arma che devono usare moltissimo, quella della creatività, in qualunque frangente, anche nei momenti peggiori la creatività è un'ancora di salvezza. Anche perché ci viene decisamente spontaneo e naturale, perché la donna già di per sé stessa crea vita, e quindi creare cose belle, cultura e alimentare la vita stessa. Carissima, ti ringrazio tantissimo per aver accettato di essere intervistata, ti abbraccio, spero di vederti presto. Anche io spero di avervi presto, anche io vi abbraccio e vi ringrazio moltissimo dell'opportunità. Grazie. Moniuccia, qual è la nostra parola d'ordine? Anche la nostra Maria Grazia, che passa dalle scienze a scrivere un romanzo, lei lo sa che non si nasce, ma si diventa. Ciao. Ciao.